Il numero dei sanitari non vaccinati in provincia di Belluno è elevatissimo, 828 secondo il dato trasmesso dalla Regione Veneto riferito agli iscritti agli ordini professionali. Nell'elenco compaiono tra gli altri 96 medici, 32 farmacisti, 192 infermieri, 60 psicologi, 13 veterinari, 8 ostetriche, 100 tecnici radiologi e altre categorie sanitarie che vanno dall'ortopedico al fisioterapista, dal logopedista all'igienista dentale. Non c'è una logica, non c'è un motivo che mi permetta di comprendere e giustificare la resistenza alla vaccinazione dei sanitari, afferma lapidario il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici di Belluno. Confidiamo che questo elevato numero sia ancora rosicchiabile di qualche unità. Non abbiamo ancora nessuna comunicazione formale dall'azienda sanitaria. Quando avverrà si comunicherà specificatamente ogni nominativo di soggetto che è stato sospeso per assenza di requisiti all'esercizio dell'attività. I lavori della Commissione per l'accertamento dell'obbligo vaccinale dell'azienda sanitaria sono in fase di conclusione. Gli esiti delle verifiche saranno poi trasferiti al datore di lavoro e agli ordini professionali. Nel frattempo l'ULSS Dolomiti ha inviato ai dipendenti residenti in provincia non vaccinati un appuntamento preciso con la data per l'immunizzazione. L'esito dell'invito sarà monitorato dalla Commissione. Sicuramente dal punto di vista anche personale, anche uno solo è di troppo. Quindi se fossero veri quei numeri o se arrivasse a ridosso di quei numeri, la prima considerazione è che sono oggettivamente troppi. Numeri che, se fossero confermati, renderebbero necessaria la riorganizzazione della sanità, della rete dei servizi e della medicina convenzionata. L'accertamento della Commissione servirà a fare chiarezza, lo chiedono gli ordini professionali, lo chiedono gli stessi sanitari, in prima linea da un anno e mezzo, il cui impegno dalla terza ondata in poi è stato surclassato dal pensiero dei colleghi Novax. Per il presidente Capelli, un comportamento riprovevole. Questi hanno avuto a che fare direttamente con la pandemia, con i morti che ha creato nella popolazione locale, con i problemi che ha creato nella gestione della salute di tutti i cittadini bellunesi, del Veneto e italiani.